una giornata di grigiore ottobrin, viene una notte allegra di questi giovani vestiti in bianco, no? Dai una notte di allegria che è bianco, sì. È la divisa ufficiale dall'inizio questa? Sì. Ma è già questa? Sì. C'è differenza tra questa e questa? Questa è la divisa ufficiale della cucina e questa è la divisa ufficiale della sala. Della sala? Sì. Ok, benissimo. Voi siete, mo in parfulan, siete all'ultimo corso dall'inizio? No, io sono all'ultimo anno. Io sono il penultimo. E siete contenti della scelta che vi fate? Sì, molto. Sì, sì. E se in programma di proseguire dopo, in queste possibilità di proseguire a scuola, ecco, c'è un dopo l'inizio? Volin. Dopo c'è solo il lavoro, però comunque c'è anche un'università, magari a chi ha voglia di andare a fare alimentazione o comunque specializzarsi nei vini o vari corsi, c'è tanta cosa da A fare. livello regionale, in Dese, corso da genere, corso universitario, in Dese, sì. Sì, credo di sì, a Udine credo proprio di sì. È tua intenzione di proseguire? Ci devo pensare. Sì. Qual è la tua lato forte? La gastronomia, l'enologia? Enologia, sì, mi piace di più. Penso che le donne abbiano più gusti degli uomini nel vino, hanno la sensibilità o no? Ah, probabile, sì. Sì, sì. Invece tu ti chiami? Alice. Alice. Alice invece qual è il suo pallino preferito nel senso gastronomico? Gastronomia, vorrei continuare all'università, magari provare a continuare gli studi, altrimenti lavorare. Ci sono buone possibilità anche per l'estate o per l'inverno così, di poter fare qualche mese al mare? Sì, si possono fare stagioni giù a Lignano, infatti tanti vanno a farsi la stagione tra un anno e l'altro giù a Lignano, o altrimenti anche d'inverno sui Malghe o così. D'inverno, ecco, c'è più in inverno. D'inverno è già più difficile. Addirittura, esempio Cortine, su stazioni sciistiche. Sì, sì, impianti sciistici, però comunque d'estate c'è tanto maggiore, ci sono maggiori opportunità. Volevate esportare la cucina furlana a Torpa per il monte? O è in generale, in generale, visto se vi fa di tutto? Sì. Per la sua domanda, ci faccia qualcosa di particolare? Ci fa seso? Ecco, tu cosa ci sceglieresti tu in particolare? Oddio, Sprinkle. Chiarchons. Chiarchons. Sì. Polente e frico. Ecco, i due classici, no? Sì. Ecco, comunque il polente frico lo fanno in America, mi sento di, no? Non sarà mai buono come il nostro. Il formaggio è importantissimo, no? La base. Che il polente frico è meglio farlo con il formaggio di latteria o il formaggio di malghe? Malghe. Ma dice che il basso è forte. No, dipende. Per ammorbidirlo bisogna mettere anche un tic di melucci denti, che resta molto più morbido. E oltre al formaggio e la scartufla, ci si può mettere dentro al frigo per dare il colpetto di più. Segreto. Se è un segreto non Ma si può mettere anche di più, no? probabile. Bolin, ecco. E lì dipende da vostre Anche fantasie. dai gusti, poi ad esempio so che alcuni mettono la cipolla, l'aglio per fare il soffritto, così. Aglio di resia? Sì. Ecco, quell'aglio di resia lì, voi siete d'accordo che abbia veramente queste caratteristiche particolari, l'aglio di resie? È probabile, sì, probabile, Sì. perché comunque è famoso. Sì. Sì, si fa anche la festa dell'aglio di resia a Resiutta. Ecco, c'è notato di particolare in questo aglio di resia? Non saprei risponderti perché a me non piace l'aglio, quindi non l'ho mai provato, però so che è famoso. Sì. Vedo passione, già torniamo sempre in gastronomia così, vedo passione di fare l'orto e di coltivare. Di coltivare i miei prodotti, utilizzarli, sì. Sì. C'è coltivare, c'è che vuole svovate, Sì. le varietà, è importante questo, eh? No, non metto lì il mercato, no? Coltivare, svovate, ne tante, è vero, ecco, io faccio orto, ho passione di orticoltura, siamo in 3-4 che facciamo orto insieme e ci scambiamo delle idee e veramente ognuno ha un bagaglio di idee differenti che l'altro. E mi rendo conto che qualcuno ha messo robe più buone, più caratteristiche, ed è tantissime,
Sì che volete, esempio, non manca se più ferrades dal mistero, dovresti sempre curare la parte orticoltura, ecco, per avere passione e tempo per dedicarsi. Ecco, allora la prossima volta che sei ortolanes, svegnerai a domandare ricette e io dico bravo che sei. Va bene. Buon lavoro. Grazie. Andiamo avanti col cogo, che cogo ufficiale o semi-ufficiale? No, Non chiamò. no. Hai combinato qualche guaio intanto in cucina? Capita, sì. Ecco, ad esempio, Bruciato le padelle. la padella addirittura, ma quello che c'era dentro anche la No, padella? no, Anche la padella. Ma le ricette vengono fuori così ogni tanto, anche bruciando le padelle? Capita. Capita anche al miglior cuoco del mondo, ecco. Ecco la tua specialità. Mm, Già che siamo nel tema delle farine, no? Das farines. Con la farine, se sei tu bravo di fare? pane alle noci. Pane alle noci. Nelle noci, mai sentito questo? Vabbè. C'è un si può sapere come si fa? Si impasta. Si impasta la farina di noci con acqua e lievito e dopodiché dopo che è stata assorbita l'acqua dalla farina si buttano le noci intere oppure spezzate e si impasta con la restante acqua fino a quando il composto risulta omogeneo e elastico. E viene accompagnato con cosa? Con una salsa agrodolce che può essere o anche miele oppure salame. È un dessert allora questo, Sì, è un può dolce, essere sia da dessert sia che salato. accompagnato con un vino di... Non saprei. Beh, pensaci sopra. Va bene, grazie. Buon lavoro anche a voi. E questo è un sugo di? È una salsa. Una salsa. Che differenza c'è tra salsa e sugo? Qui ti voglio. Vi do 5, eh? Chi è che sa? La Io forse il sugo viene bollito per più ore di una salsa. E voi niente allora. Noi siamo un po' andati. Ecco, come si fa questa salsa allora? Chi è stato? Ma ragazzi, oh, rimane ottobre qua, eh? Allora, come si fa la salsetta qua? È fatta da pomodori e peperoncini bolliti con aceto, scalogno e cipolla e viene fatta bollire fino a quando risulta compatta, Sì, che vale a dire 3-4 ore se non di più. addirittura. Sì, Perché tanto? perché rilasciano più viene bollita più rilascia sapore cipolla e peperoni e tutto. Questi miscugli di cipolle, scalogno, in che percentuale si mette? Cipolla e scalogno, un terzo di pomodori e peperoncini. E viene usato per mettere nelle paste in generale? Sì, può essere condite le paste, se non carni, oppure pollo, oppure anche il pane, oppure mangiato anche così. Siamo nei facili costumi.
Ciao.